Buonasera e benvenuti al campionato regionale Elite Under 15 al Panormus Stadium. Si affronteranno Panormus Academy contro Athletic Club per la sesta giornata di questo campionato. Adesso aspetteremo le squadre che scenderanno in campo. Siamo quasi pronti per questo big match. È iniziata subito Panormus in avanti, butta la palla rimessa laterale in fase offensiva, cercare di aggredire subito l'avversario. Partita importantissima per la Panormus, che dovrà portarsi 3 punti a casa se vuole continuare ad essere la capolista di questo campionato. Battuta rimessa laterale, anticipa bene Intravaglia. Oltre rimessa laterale battuta. Lo stesso Athletic Club, ottima la chiusura di San Filippo, non trova il compagno, laterale ancora Athletic Club. Palla dentro, chiusura, palla che rimbalza, altra rimessa laterale. Laterale giocata da dietro, allarga a destra ma sbaglia il controllo. Qui Giordano, il club che adesso si trova in fase offensiva. Rimessa laterale battuta, lunga, spazza via il difesa della Panormus, adesso via il contropiede, palla lungo linea per il numero 9 per Campagna, l'arbitro lascia giocare, rientra bene il giocatore dell'Athletic, la palla rimane lì, eccolo qui Intravaglia che vuole andare via, Intravaglia allarga bene il pallone per il numero 9 che può tentare il sinistro, perde troppo tempo, perché riesce a trovare lo spazio per spazzare via il pallone, chiude bene San Filippo. Palla che arriva lì a centrocampo, forse c'è un tocco con la mano, l'arbitro non lo vede, lascia giocare. Rimessa laterale Athletic. Vai di sinistra, non ti preoccupare, fai gol! A chiudere il numero 2. Giocano molto vicino, ma buon rimbalzo adesso che favorisce l'Athletic Club. Riesce bene a uscire numero 8. Con il corpo riesce a farsi sovrapporre dall'avversario. Ci danno tanta profondità. Questa palla che non si è toccato. Rimessa al fondo Panormus. Alla battuta Romano. Cerca Marco. Palla lunga.
in testa Spizia il numero 10 a trovare Campagna. Spezza via il difensore dell'Athletic. Ecco l'Intravaglia che mette giù col petto, ottimo il controllo. Travaglia in mezzo a due, riesce a passare, ancora Intravaglia, serie di rimpalli. Ecco qui l'arbitro fischia il calcio di punizione per la Panormus. Decidito! Spina! Parti largo! Aspetta lì! Alla battuta Orsi. Oh! Cerca Spina morbido. Posizione che sarà a rientrare. Alfo, il blocco, Alfo! Orsi alla battuta. Lascia! Morbida in mezzo, trova Intravaglia che aveva trovato il gol. Ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Ottima la palla di Travaglia. Scusate, di Orsi. A trovare il compagno in Travaglia. Prima, Alfo! Athletic possessa il pallone. Alfo, ci Tira vai bene il pallone. Chiude bene Orsi. Rimessa laterale. Come fa a essere loro? Rimessa laterale Athletic Club. Oh, solo! Athletic Club alla battuta. Senza un campanile. Stesso Panormus. Ancora Athletic con la palla a tre piedi. Passa in mezzo a due. Si gioca sulla sinistra del campo. Serie di rimpalli. Non so perché può andare via il numero 10 dell'Athletic Club. Questa è battuta lunga di testa alla Spizza. Con la disattenzione della difesa della Panormus che rischiano tantissimo. Palla lunga. Giochiamo a gioco, giochiamo a stare. Questa battuta. Orsi di testa. C'è nessuno. Entra Marco! Questo è il numero 6. Riesce a trovare spazio. Può andare adesso la Panormus. Rientra con il destro. Ancora possesso Panormus. Ce l'hai facile! Eccolo qui Orsi che rientra sul destro. Il numero 4 che viene chiuso dall'Athletic Club. Adesso può andare via in contropiede ma sbaglia. Non riesce a prendere al volo questa occasione l'Athletic Club di contropiede. Ma l'arbitro fischia che ha lasciato il vantaggio per un fallo di prima. Dagli la palla in corsa lui, lasciagliela. Athletic Club alla battuta. Battuta vicino al calcio di punizione. Forte! Sulla destra, in mezzo al campo. Ottimo il contrasto di spalla, ma l'arbitro lascia giocare. Prova a spazzare via, ancora possesso Athletic. Di prima col sinistro. Poi prova a rientrare. Fantastica la chiusura del difensore della Panormus. Attenzione perché contatto sfortunato per la Panormus a favore dell'Athletic Club. Sarà calcio d'angolo per il rosa. Questa fase di partita 6 sul cronometro. Avvicinati, quante volte la tocca la palla però. Fatto il calcio di punizione sul secondo palo. Pericolosissimo qui l'Athletic Club. Sta trovando 1-0. Sono fatti scappare l'uomo. Palla che esce di pochissimo sulla sinistra del portiere. Panormus in possesso. Avanza col pallone il difensore. Palla lunga. A cercare la punta. Esterno spazza male. Orsi può andare lungo in Travaglia. Lo trova in Travaglia. Protegge il corpo, il pallone col corpo. Quella che esce rimessa laterale. Non riesce a controllare bene il pallone. Laterale Athletic Club. Palla lungolinea. Calcio di punizione per spinta.
da parte dei bianchi. Dai un metro automatico, dai un metro. Vabbè, qua. Ragazzi, saltiamo! Oh! Saltiamolo! Fischio io? Oh, non fischio la reggia. Calcio di punizione del club. Marco, dove passiamo? Raso terra, questa punizione è battuta fortissima. È riuscito a alzare il pallone. Poi rimessa la terra ancora Athletic. Lotta alla battuta. Mezz'area di rigore. Vedo in contropiede del club. Lascia scorrere. In maglia rosa, numero 8. Si riesce a spazzare via. Poi il numero 10 poi di prima prova in sinistra vuole il numero 15. Il palla che esce in rimessa dal fondo. Marco, cerca Marco! Puleo! Aspetta! Però non si gioca lunga. Mette giù col petto Puleo. Mi fischia un calcio di punizione. Orsi, Fuori dalla Panormus. Alto, il blocco. 10 sul cronometro. Cerca Orsi, Spina. Alla battuta Spina. Orsi in profondità alta. Proverà a metterla in mezzo. Spina. Ottima la palla in mezzo di testa per il numero 10. Non ci è arrivato Puleo. A impattare bene il pallone con la testa. Fiume al limite. Marco, sarà ancora calcio d'angolo per la Panormus. Orsi, rimani dietro qua. C'è Geraci. Sempre Spina alla battuta. Aspetta. Battuta rosa terra per Orsi che di prima tenta il destro, poi deviato. Ma tiro che va velleitario. Con le mani del portiere fa la palla sua. Poi tacco per allungare il pallone, esce il portiere fuori l'aria, ma riesce a prendere la palla dentro. Romano. Palla numero 3. Ma ha giocato questa palla adesso lungolinea. Portiere che ancora la fa sua. Orsi mette giù col sinistro. Palla in mezzo al campo. Ecco qui in travaglia che lancia via il pallone. Pressato il numero 8 della Panormus, costretto a giocare lungo. Ecco qui Orsi. Però mette giù il pallone col petto. Bene di testa Gambino. Poi sbaglia. Spina. Riesce. Apri. Prende la rimessa tra la Panormus. San Filippo per Orsi. Che controlla bene il pallone. Adesso nello scambio tra Athletic Club. Gira bene sulla destra. Doppio passo. Serie di finte con il corpo. Palla in mezzo e si trasforma in un tiro. Ottima la parata. Sotto la traversa di Romano. Si è allungato benissimo. Palla che si è trasformata in un tiro cross da parte dell'Athletic Club. Poi arriva la smanacciata di Romano. A te il risultato solo 0-0. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo. Troppo lunga la palla, ma riesce ancora a tenere in campo i giocatori rosa. L'Athletic Club che salta l'uomo. Vuole andare via adesso perché il portiere contropiede per la Panormus. Arriva il contatto. La spallata ai danni del numero 4. Lo poi sarà calcio di punizione per la Panormus. Dai, velocizziamo, capitano. Di temperatura lo stesso Panormus tenta la palla lungolina ma sbaglia il tempo.
Sbaglia l'appoggio il numero 10 dell'Athletic Club, ma lotta, sogna il pallone, si ripartirà dietro da San Filippo, spazza via Gambino, ha fatto forse male il giocatore dell'Athletic Club, intravaglia di testa a cercare il compagno, mette giù sul petto, può girare sulla sinistra Orsi che può andare, va via Orsi, palla lungo linea, il numero 9 controlla il pallone, preferisce lasciarlo scorrere, ma trova il numero 4 in rosa che la spazza via e sarà rimessa laterale per la Panormus. Il fair play si dimostra con altre cose. Vabbè, noi non abbiamo fair play, siete voi quelli che avete fair play. Forse è la battuta. Gioca vicino. Poi metti in mezzo. Eccolo qui Intravaglia che può andare, il destro di Intravaglia che però era in fuorigioco. L'arbitro fischia. Sarà calcio di punizione per l'Athletic Club. Altra pericolosissima azione da gol per la Panormus con Intravaglia. È stato trovato 2 volte in fuorigioco. Ora che palla sulla destra, mette bene giù il numero 8 la palla mentre Travaglia recupera. Parte, riesce a giocare dietro. E palla lungolina per il numero 10. Fuori in mezzo il pallone, poi tenta il destro, c'è contatto perché allarga il braccio. Prende il calcio di punizione, Athletic Club che batte veloce e parte via. Chiude bene però il numero 11. Adesso vuole andare via Puleo. E col colpo protegge il pallone, preferisce giocare dietro per il numero 4. È buono il controllo. Serie di rimpalli nella parte destra del campo, fase offensiva della Panormus. Adesso campanile alto, chiude bene il numero 3 di testa, altro colpo di testa, si è fatto male il numero 6 dell'Athletic Club. L'arbitro fischia, interrompe il gioco. A giocare, Peppe! Oh, alzati, a po'! Si giocherà però l'arbitro metterà la palla a terra. Palla alta. Gambino spazza male il pallone. Palla che rimane lì vicino. Fase offensiva dell'Athletic Club. Battuta rimessa laterale. Gambino spazza via. Altra rimessa laterale per l'Athletic Club. Gambino lascia scorrere il pallone. Andiamo in campo, ragazzi, andiamo là in profondità. Altra rimessa laterale per l'Athletic Club. Di testa, anticipa bene l'avversario. Poi c'è un tocco con una spinta ai danni del giocatore in maglia bianca. Sarà calcio di punizione per l'Athletic Club. 16 sul cronometro. Fiume. Gambino. Da Giordano. Che salta bene l'uomo Giordano. Adesso tenta la palla lungolinea per il numero 10 che preferisce giocarla di prima. Ecco adesso il numero 4. Ottimo l'azione della Panormus. Anche buona la chiusura del numero 6. Ha giocato bene questa azione, la stava costruendo la Panormus. Andrà a fiore al battone del calcio d'angolo. Un sinistro a battere il calcio d'angolo. Andrà a fiore. Batte bene questa palla. Il difensore gli toglie la palla dalla testa a Intravaglia. Attenzione perché c'è il contropiede dell'Athletic Club qui. Sono 4 contro 3. Si allunga troppo il pallone. Riesce a saltare l'uomo. Può allargare il pallone a destra, ma riesce a tirare. Forse è stato un pochettino troppo egoista qua il giocatore in maglia rosa. E Panormus che adesso è recuperato. Il numero 3 non riesce a controllare bene e prendere il tempo. Poi sbaglia l'appoggio il 10 dell'Athletic.
ancora Panormus, poi arriva Fiume a spazzare via il pallone e palla che esce, Zino che esce, che arriva alle mani del portiere dell'Athletic Club. Gioca vicino all'Athletic Club, rischia qui il numero 4 in maglia rosa, è rimessa tra l'Athletic Club. No, Gri, tu vai! Battuta rimessa laterale, Fiore di testa, ancora Fiore in travaglia, ecco può andare, anticipato al numero 6, e altri rimessa laterale per la Panormus. Entra Simo, a scarico, chi viene? Fiore alla battuta, gioca vicino, in travaglia, buono lo scambio, può andare adesso, si vuole accentare, c'è contatto, l'arbitro non fischia, lascia giocare, palla spazzata, di testa San Filippo, palla che rimane a centrocampo in possesso dell'Athletic, col corpo prova ad andare via, si gioca a centrocampo, allarga il pallone sulla sinistra, il gioco dice l'arbitro, adesso prova ad andare via, ma arriva a Fiume come un treno a chiudere il pallone, che tenta la palla lungo linea, non capisce l'intenzione Campagna. Orsi riesce a scappare via, ancora Orsi in mezzo a 3, trova bene in travaglia, controlla il pallone e cambia il gioco per il numero 6 che vuole andare Spina, prova in mezzo a 2, diventano troppi i giocatori in maglia rosa, possesso Athletic, eccolo qui Fiume, rischia Fiume la giocata, parte contro l'Athletic Club a centrocampo, ma arriva ottima chiusura Orsi e poi si procura un calcio di punizione. Ottima la diagonale del numero 7 a chiudere l'azione pericolosa dell'Athletic Club. Da sinistra è passato in mezzo al campo per andare a anticipare il numero 10 Fiume. Orsi metti in mezzo questo pallone anticipato insieme perché la palla può rimanere lì, anticipa bene, arriva il contatto e infatti arriva il calcio di rigore. Ottima la palla di Orsi lungo linea, ma soprattutto anche il movimento di Puleo che ha visto il portiere indeciso, ha corso verso il pallone, esce indeciso il portiere, c'è contatto, l'arbitro fischia il calcio di rigore per la Panormus, la prima occasione da gol per la Panormus. Alla battuta Puleo, al 20° minuto di gioco per sbloccare il risultato. Puleo prende la rincorsa, il destro, palla da un lato, portiere dall'altro, ottimo il calcio di rigore di Puleo. Panormus che sblocca il risultato 1-0. La capolista che allunga sugli ospiti di questa gara. 1-0. Tenta subito di calciare in porta centrocampista dell'Athletic Club, ma il tiro che arriva lentissimo la fa sua, poi sbaglia qui San Filippo e fa avanzare l'Athletic Club gratuitamente con un aggancio sbagliato. La trena è battuta direttamente dentro l'area, vuole provare adesso Gambino a spazzare via il pallone, non ci riesce, sarà calcio d'angolo per l'Athletic Club. Numero 10 alla battuta col sinistro, batte bene questo calcio d'angolo, forse un pochettino troppo lungo, non trova nessuno, supera tutta l'area di rigore avversaria, laterale per la Panormus. Gambino, San Filippo per Orsi e con calma preferisce andare di nuovo dietro e partire dal portiere, spazza adesso via. Puleo col petto appoggia il pallone allo voi,
Non ci arriva, eccolo qui anticipato adesso il pallone lo vuoi. Non riesce a controllarlo, è possesso Athletic Club. Allarga adesso il pallone. Vuole il controllo ma arriva ancora Orsi. Anzi scusate, lo vuoi. Orsi alla battuta. Quando adesso viene il numero 9 Lungolina che prova in velocità ad andare sulla fascia sinistra. Puleo. Ancora Puleo. A lottare Puleo. Pericolosissimo qui. Gambino. Anticipa l'avversario. Palla per Orsi. Palla troppo lunga. Si mette ancora in mezzo al pallone. Sarà rimessa la tele per l'Athletic Club. Trick Besso vuole andare in avanti, palla troppo lunga, partita che lascia scorrere fuori. Quasi 10 alla fine del primo tempo. Gambino. Palla lunga. Ottimo l'anticipo, attenzione perché adesso si crea un 3 contro 2. Vuole andare col destro, palla che rimane lì. Palo! E palla che rimane ancora per Orsi che mette in mezzo di sinistra, alza un campanile che si è mangiata la Panormus, che si è divorata. Poca fortuna ha avuto il numero 6 Spina su questa azione. Partita che si accende, è possesso Athletic. In scivolata prova a chiudere Fiume, arriva in scivolata, l'arbitro che potrebbe ammonire con un cartellino giallo, ma preferisce soltanto un richiamo verbale su Fiume. Ha provato ad allungare la Panormus sul 2-0, ma la palla era rimasta lì, sembrava quasi dentro. Ma restiamo sull'1-0. San Filippo abbatte il calcio di punizione. Lunga dall'altra parte del campo. Rimessa laterale per la Panormus. Ma si capì? E chi tirò? No. Si gira bene qui Spina. Cristian, 2 braccia, ragazzi, 2 braccia! Calcio d'angolo per la Panormus. Sempre Orsi alla battuta. Richiama i due l'arbitro in area di rigore. Forse qualche sbracciata di troppo. Orsi si può fare a battere bene, batte bene questo calcio d'angolo di testa alla palla, attenzione perché rimane l'intravaglia, prova ad andare poi di sinistra Spina, attenzione perché c'era Puleo, poi Gambino ancora una volta a anticipare questo pallone, la palla rimane alla parte offensiva dell'Athletic Club. L'arbitro fischia ancora una volta il fuorigioco. È stato trovato Puleo davanti alla difesa del difensore. Va bene, Peppe attento, Fanno live, fanno tutto live, devi una panchina. Ce l'ho fatto live. Battuta rimessa al calcio di punizione. Gambino. Ancora Gambino. Vuole andare via Gambino. Palla per lunga per Puleo. Attenzione perché la palla rimane lì. Puleo con il corpo riesce a spostarlo. Possesso ancora Panormus. Vuole andare Gambino. Si è spostato dalla difesa per aiutare il compagno fino all'altra parte del campo. Rimessa laterale Panormus. Battuta leggera, Spina di prima intenzione, mette giù col petto in travaglia, anticipato però dall'avversario. Spazza via con i piedi il portiere, poi male, colpisce il pallone numero 2 dell'Athletic Club. A giocare, stai facendo troppo avanti. A giocare. Certo.
Adesso in Travaglia, ancora col petto a mettere giù. Travaglia in mezzo riesce a passare, la palla rimane lì, Orsi prova ad andare via, l'ultimo tocco è suo, rimessa dall'Athletic. Fiume di testa, alzano un campanino verso il centrocampo. Va bene, poi Puleo riesce a scappare via, ancora Puleo, trova bene adesso il campo, ancora Puleo, il destro di Puleo, la palla rimane lì e arriva il gol di Campagna, 2-0 Panormus, che si è inventato Puleo, è partito come un treno sulla destra, poi la deviazione del portiere appunto sul tiro del numero 10 e poi il numero 9 Campagna ha dovuto solamente accompagnare il pallone verso la rete che si è ritrovata lì ed è 2-0 Panormus. Bravo Peppe! Bravo Peppe! Oh! Giocare Marco! Giocare! Prova direttamente il destro dal calcio d'inizio il giocatore del club. Fiume dentro per Orsi che solo può andare verso il campo, va via Orsi, gira tutto dall'altra parte del campo, trova bene il numero 6 Spina che mette in mezzo, c'era Puleo lì solo, viene chiuso dal numero 4 dell'Athletic Club. Oh! Valla a prendere! Fattura rimessa laterale, marcare! palla che scorre troppo nell'area avversaria dell'Athletic Club. Palla al portiere. Uno! Rischia qui tantissimo il numero 14, ancora in posto l'Athletic, però girarsi il numero 7 in mezzo a due, chiude bene Gambino, ma riesce ancora a passare, poi passa il pallone verso la destra ma arriva Orsi a far perdere tempo al numero 14 che prova a centrarsi, ha provato il sinistro ad effetto. Facci salire, sull'uomo! Sono 5 i minuti che rimangono di questo primo tempo. Anticipa bene Travaglia qui che prova ad andare via con un tunnel, sfortunato questo pallone, il numero 10 che prova a girarsi, palla lunga, poi di testa Fiume, Orsi va via in mezzo a due, deve temporeggiare perché non trova i compagni, ancora Orsi, perdi il pallone, poi c'è la trattenuta con la maglia, infatti arriva il cartellino giallo perché tira la maglia all'avversario, ammonizione che ci sta tutta. Ho capito, Prima ammonito della partita Orsi, grandissima prestazione fino adesso di questa partita di Orsi, sporcata questa ammonizione, guardalo, oh ce l'hai per sempre, calcio di punizione per l'Athletic Club. Gioca vicino all'Athletic Club, poi subito lo vuoi a capire le intenzioni della squadra avversaria e non far rimuovere da quella mattonella lì. Aspetta. Dai la palla, dai. È stata lunga battuta dell'Athletic Club. Si vede bene ancora la Panormus, si è spazzato questo pallone. Di testa colpisce bene il pallone Campagna. Travaglia, ottima la catena in Travaglia, ma poi c'è forse la gamba destra, non lascia giocare, ancora in Travaglia che protegge il pallone, ma Orsi va via con un tunnel. Adesso di sinistra questo campanile per Puleo che si allunga in velocità, arriva ancora un'altra volta sul portiere. Puleo
Mette in mezzo questo pallone, di testa non è arrivato il compagno. Deve adesso proteggere il pallone, ma forse l'ultimo tocco è suo. Di Spina. Ed è rimessa laterale per l'Athletic. Spazza via Gambino. Ci arriva quasi su questo pallone Campagna, ma è rimessa laterale ancora l'Athletic Club. Forse non arriva. Deve provare ad andare via. Il numero 3 protegge il pallone e si prende il fallo. Con molta esperienza San Filippo protegge il pallone e si prende il calcio di punizione. Non pensa a giocare, sai? Gioca! Falla a prendere, Gambino. Batta male qui, ma poi c'è il velo di Lovoi. Gambino ancora una volta. Ancora Gambino. Eccolo qui in Travaglia che mette giù il pallone e mette compostezza in campo. Poi di prima Orsi ha provato il passaggio per il compagno. Alfonso, vieni a giocare. In Travaglia di testa. Tieni, Alfo! Tieni sta palla, Colpisce male il pallone. E poi la prendi sempre a lunghi. Guarda la palla. Fiume di testa spizza. Poi La prendiamo sempre. arriva San Filippo. La spazza rimessa laterale. Fatto rimessa laterale. Mette giù, è buono lo scambio tra i due. Poi colpisce il pallone con l'esterno piede. Quella che esce sopra la traversa. Non preoccupa il portiere. Rimessa dal fondo Panormus. Un minuto per arrivare al 35esimo. Più di recupero. Laterale Panormus. Si è fatto forse male Gambino. L'assistenza da parte della squadra. Battuta rimessa laterale. Deve fischiare però l'arbitro, che ha dichiarato un minuto di recupero alla fine di questo primo tempo. Di testa in Travaglia, colpisce con il pallone. Battuta rimessa laterale. In Travaglia non deve fare fallo. Regala palla. Rimessa laterale ancora da Panormus. Battuta rimessa laterale di testa. Poi arriva San Filippo a spazzare questo pallone senza un campanile in mezzo all'area avversaria. C'è contatto. Il fallo esce dalla Panormus. Ultima azione di gioco. Poi un piccolo break di 10 minuti. Un minuto, signore, ha fatto un minuto. Passa via il portiere, è finita. Ecco qui, infatti, il primo tempo. Risultato di 2-0 per la Panormus Academy, con un calcio di rigore e poi un'ottima azione di Puleo sulla fascia destra che sfila in velocità tutta la difesa avversaria. Poi la deviazione del portiere sul suo tiro e poi Campagna che deve soltanto accompagnare il pallone che se lo ritrova lì tra i piedi per firmare il 2-0. Piccolo break, ci vediamo tra pochissimo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta
insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha Licata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già, come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quella insomma, di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, poi tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il bandolo della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello, che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico?
Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità
sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Ci risiamo, sta per iniziare il secondo tempo del campionato regionale Elite Under 15 per Ormus, anzi la capolista, che vede avanti di 2 gol. Si ricomincia, subito battuta lunga l'Athletic Club, spazzare via questo pallone per regalare la rimessa al fondo alla Panormus. Gambino, palla lunga, di testa la spizza bene, adesso via Puleo, c'è contatto, va bene, qui lo vuoi, adesso Puleo col corpo protegge il pallone, va via Puleo, allarga bene a Orsi, rientra bene sul destro, entra Vaia, buono lo scambio, Orsi vuole andare col sinistro, si accentra verso il suo pianoforte e riparte dietro per il numero 3, cerca la palla lungolinea, non trova nessuno, non si trova in Travaia che prova
a prendere questo pallone, poi Gambino con il corpo, grandissimo anche la pressione di Gambino in fase difensiva, prova a girarsi adesso il numero 9, Campagna, c'è contatto, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Vai giù, oppure cambi gioco subito, Calcio di punizione per l'Athletic Club. Va bene, distanza non è chiamato, ci puoi stare là. Marcare! Tutta forte, d'esterno colpisce male il pallone. Vuole provare ad arrivare il giocatore dell'Athletic Club, ma sarà calcio d'angolo per l'Athletic Club. Sono 2! Facci, Marco! Giocata corta, poi tenta subito il sinistro. Erano 2! Verso il primo palo del portiere, sorpresa qui. Aspetta! La formazione Valuta bianca. bene, Davide, aspetta! Palla che esce fuori. Orsi, abbassati, Orsi! Romano gioca vicino a Gambino. Di prima spazza via verso Orsi. Anticipa all'esterno dell'Athletic Club, palla che esce in bassa laterale. Stata battuta, intravaglia di testa, appoggia a Gambino. Di prima ancora una volta spazza per cercare Campagna. Con il corpo, troppa la trattenuta. Evidentissimo. Questo calcio di punizione a favore dell'Athletic Club. Stiamo regalando 36 palle. Si gira bene il numero 6 dell'Athletic che prova il destro, Orsi che fa perdere tempo all'avversario. Palla che rimane in campo. Ancora Athletic Club in possesso del pallone. Athletic Club in possesso del pallone. Eccolo qui in travaglia. Può mandare via Puleo. Sfortunato qui. Si leva la fascia da capitano in travaglia. Deve recuperarla. Gira il pallone sulla destra, lo vuoi. Ma viene anticipato. È contropiede Athletic Club. Lungolinea adesso verso l'esterno. Gambino. Ancora una volta a chiudere. In scivolata. Legge la giocata avversaria. Nel frattempo a terra lo vuoi. Cosa una botta alla caviglia del piede. Rimessa dell'Athletic Club. Può entrare, signore? Di testa Fiume, poi Gambino a spazzare via questo pallone. Calcia, c'è niente fuori gioco. Rientra Lovo in campo. Romano spazza via il pallone a cercare Campagna. Di testa in travaglia, lo Fiume. Lo vuoi, mette giù questo bene pallone, può girare subito verso Spina che vuole andare, Spina entra verso l'entrata di rigore, Spina, il destro di Spina, colpisce il palo interno, poi Orsi! 3-0 Panormus, altro destro, un missile, quello di Spina che va a sbattere sul palo e poi ancora una volta fortunata la formazione bianca dentro casa la Panormus a trovare la palla di Orsi che anche lui scaglia un ottimo sinistro, il portiere non può farci nulla ed è 3-0 al 40° minuto di gioco. Bravo Marco, lo vuoi? Bravo, bella palla, siamo andati in gol. Meritatissimo il gol di Orsi dopo la sua prestazione. È capolista che continua ad allungare sull'Athletic Club. Era la favorita di quest'oggi, Athletic Club che sapeva di venire qui a fare una
guerra, dove per adesso, almeno per ora, al 40esimo, il risultato è questo. Si riparte. Anticipa bene, intravaglia. Orsi non arriva di testa, poi forse arriva un calcio, ma l'arbitro lascia giocare. Ancora possesso Athletic, serie di impalli fortunati e spazza via Giordano ed è rimessa Athletic. Battuta lunga, Indù su questo pallone, travaglia di testa, lo vuoi. Serie di contrasti, la palla rimane lì, l'arbitro lascia giocare. Palla al 10 della Panormus, ancora Orsi, poi spazza via Intravaglia, si ritrova il pallone, può andare via lungolinea, infatti vede il compagno Puleo, l'aveva anticipato, poi ancora Intravaglia arriva, gioca vicino, l'aveva anticipato, lo vuoi, dentro, ancora di testa lo vuoi. Confusione in mezzo al campo, ma il club riesce a trovare la compostezza. Arriva Orsi con cattiveria, sfortunato il rimpallo, ancora il club, poi di tacco, gioca in mezzo al campo, buono scambio tra i due. Di Suola gioca dietro al compagno, rientra sul destro, allarga questo pallone, riesce ad anticipare il compagno, poi spazza via male in travaglia. Per la seconda volta spazza bene trovando a Puleo. Puleo vuole andare in velocità, di testa Puleo, allunga il campo Puleo, va via Puleo, di sinistra Puleo. Calcio d'angolo Panormus su palla di Intravaglia, questa volta ha provato a trovare l'assist. Sarà calcio d'angolo per la Panormus. Ancora un'altra volta è arrivata l'allungata, la sgambata anzi di Puleo. I compagni sfruttano tutta la sua velocità. Sembra Speedy Gonzales su quella fascia. A senso unico, arbitro. Dalla panchina si è sentito il calcio. Ecco. Per cortesia. Ho visto così. Non c'è Ma se mi dici ho visto così, vedi sempre al contrario. Scusami, ogni volta vedi così. Per cortesia, mister, seduto. Dimmi che non ti sto facendo arbitrare. No, sto dicendo ho che capito, ma se io non ti faccio arbitrare, sbagli sempre. Silenzio, mister. Occhio, attacchiamo forte! Prendilo tu e cammino. Calcio d'angolo Panormus, Orsi alla battuta. Batte bene questo angolo di testa il portiere, esce la palla, rimane lì, spazza via. L'ultimo uomo dell'Athletic Club e mette maleggio il numero 11 e sarà ancora rimessa per la Panormus. Giordano alla battuta, forte in mezzo, la spizza il numero 6 di testa. Spina, spazza via il portiere. Poi Orsi con il corpo protegge il pallone. Palla che esce fuori, rimessata dall'Athletic. Batte malissimo qui, infatti il giocatore dell'Athletic Club subito richiamato dal direttore di gara. Sarà rimessata per la Panormus. Stai stretto però, la spina. Con molta calma adesso la Panormus tiene il controllo della partita. Fiume, Gambino, di prima al numero 3, forse perde tempo, non è invece rimesso dal fondo, l'arbitro fischia il calcio d'angolo per l'Athletic Club. Dopo tempo perde qui San Filippo a buttare via il pallone. È cambiato il senso unico. Continua da correre. Battuto da terra il cross, poi Orsi spazza via. Eccolo qui, vuole andare via Campagna che mette giù il pallone. Arriva Puleo ad aiutarlo. Via lo scambio con Campagna che riesce a saltare l'uomo. Puleo in velocità, si crea un 2 contro 1. Puleo rallenta, poi c'è il tocco con la mano, ma l'arbitro lascia giocare. Era un fallo netto, ma l'arbitro non lo vede. Poi c'è la spinta del giocatore del club. Il scivolato arriva per il numero 2, spazza via il numero 8, prova a mettere compostezza.
arriva in tutta velocità, ma il portiere con molta calma Come fa a non essere rigore? Silenzio! fa la palla sua. Via lunga. Puleo prova a spazzare di testa. Campagna. L'arbitro lascia giocare. Di testa San Filippo. Poi ancora San Filippo. Prova a tenerli in campo. Rimessa laterale Athletic Club. Che impazzite! E che cazzo! Oh. Battuta lunga rimessa laterale. San Filippo con il corpo protegge. Ma la palla rimane lì perché... No, è fuori. L'arbitro fischia. Rimessa dal fondo. Per l'Academy Panormus. Lunga Romano. C'è un tocco con la mano ma l'arbitro non lo vede. Lo vuoi. Di testa spinta sul Puleo. Sarà calcio di punizione per la Panormus. Lui l'ha buttata lontano. Veloce! Faccio lunga per Lovoi che è solo. Vuole andare via Lovoi. Lovoi le mette in rimorchio. Puleo traversa. In rovesciata Puleo. Sfortunato qui Puleo a colpire la traversa. Poi un gesto acrobatico in rovesciata. Non riesce a trovare il gol. Il risultato che rimane sul 3-0. Poi il difensore che accusa un colpo alla testa. Forse per la rovesciata. Sfortunata qui la Panormus. Si riparte. Poi pressing subito la Panormus. L'arbitro fischia il fallo e arriva i primi cambi da parte della Panormus. Entra 19. Esce Dai, Campagna con il numero 19. Autore di una rete. Ed entra il numero 19 Battaglia. Gioco che riparte. Intravaglia di testa. Spazza via il difensore dell'Athletic. Palla che esce fuori, rimessa laterale Panormus. Intravaglia col petto, appoggia il compagno. Poi cerca di girarla tutta con il numero 6, ma contro Athletic Club che si allunga il campo, prova a scappare via, riesce a scappare Gambino, ottima diagonale del difensore centrale a chiudere azione pericolosa dell'Athletic. Palla in mezzo, Gambino arriva di testa, attenzione al numero 9 che scivola, poi riesce a calciare, ma fa su a Romano. Forte, Davide! Passa via il pallone. Puleo spizza di testa per Battaglia che non arriva sul pallone. Poi di testa ancora in travaglia. Può andare il numero 6 Spina, il destro! Traversa di Spina. Incredibile questa traversa che riesce a trovare ancora per il compagno. Col possesso palla c'è contatto ma l'arbitro dice di no e lascia giocare. Possesso Athletic Club, poi in travaglia come un treno, la metti in mezzo Orsi, non trova nessuno, trova solo il portiere. Altra traversa della Panormus da parte il numero 6 questa volta. È stato un tiro incredibile, palla dentro, troppo lunga, palla che esce fuori ed è rimessa laterale. Cambio da parte dell'Athletic. Testa rimane in partita.
Rimessa laterale Panormus. A te lunga. Per Spina che copre col corpo. L'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale Athletic Club. Palla lungolinea. Fiume. Puleo. Prova ad andare via Puleo. Riesce ad andare via ma viene chiuso questa volta. Intravaglia. Non riesce a intercettare il pallone. Fiume. Palla per Orsi. Può andare via lungolinea. Va via Orsi. Costretto il difensore a chiudere rimessa laterale. Fiume. C'è un tocco con la mano. E calcio di punizione per l'Athletic. Spazza via il difensore dell'Athletic. Gambino col petto sbaglia qui l'appoggio. Riesce che Intravaglia, mette bene giù il pallone. Chiuso da 3. Riesce a passare il numero 15. Appoggia male, lo vuoi, riparte dietro. Spazza via Spina. C'è Puleo che deve mettere giù questo pallone. Ci riesce con tanta eleganza. Puleo riparte a sinistra da Orsi. Controlla il pallone, allarga battaglia, di prima è buono lo scambio, arriva Intravaglia che può provare a calciare, preferisce giocare la battaglia che mette in mezzo, fuori gioco per la Panormus. Sì, per tirata, un calcio di punizione per Athletic Club e cambia tutto il gioco, mette giù, pressato da Lovoi, riesce a passare il pallone. Arriva in chiusura in maglia bianca di testa, ecco Intravaglia che aggancia bene il pallone, tenta un sombrero, poi di testa arriva su per il pallone, ancora Intravaglia, l'arbitro fischia, calcio di punizione per la Panormus. Testa, poi la spizza Intravaglia, la battaglia non riesce a prendere questo pallone. Abbiamo la battaglia anche lui in velocità, prova a recuperare questo pallone. Pazza via, attenzione a quello che vuole andare. A Intravaglia, buono lo stop, pressato da 2, poi c'è lo sgambetto, ma l'arbitro non fischia, lascia giocare. Gioca vicino, lo vuoi recuperare il pallone, va via, lo vuoi sulla fascia destra, come un treno lo vuoi, vuole metterla in mezzo, ci riesce per battaglia, palla troppo lunga, poi ancora battaglia che lotta e c'è contatto, ma l'arbitro non fischia e lascia giocare l'Athletic. Athletic Club che opta un 4-2-4, di testa non riesce a prendere, il numero 9 tenta il sinistro, d'esterno. Palla che esce alla destra del portiere, è rimessa al fondo Panormus. Spazza via San Filippo, rimessa laterale Panormus. Intravaglia, si fa anticipare qui, poi Fiume non arriva, palla al 9 che è spesso solo, mette in mezzo questo pallone, Gambino chiude, adesso lo vuoi, prende fallo, la spazza via, infatti no, è giusto il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara e arriva un altro cambio dalle linee della Panormus. Cambio da parte della Panormus, esce Spina ed entra Traina, lunga la palla battuta, attenzione a Puleo di testa che riesce a prendere la palla in battaglia, riesce a tenere il pallone, poi arriva un altro contatto, l'arbitro non fischia neanche questo, tutto regolare per l'arbitro, ma sarà calcio d'angolo per la Panormus.
Calcio d'angolo Panormus, Orsi alla battuta. Batte bene questo calcio d'angolo, è solo! Vuole provare il rovesciato, non riesce a prendere il tempo, la palla arriva Nelli! E arriva un altro gol, ha segnato anche lui, il capitano della Panormus. Intravaglia, 4-0. Mette la firma anche il capitano, fermato 2 volte poco fa per fuorigioco. Riesce a trovare anche lui la gioia del gol ed è 4-0 per la Panormus. ...56 sul cronometro, 15 alla fine di questa partita, è 4-0 il risultato attuale. Lo scambio tra i due, gioca in mezzo al campo l'Athletic Club, un'altra serie di scambi, poi chiude, eccolo qui, battaglia, c'è contatto, arriva il calcio di punizione per la Panormus. Ora partita tutta in salita per l'Athletic Club, che per pareggiarla almeno per adesso deve farne 4, mentre per vincerla 5. Marco, cosa facevi nei calci? Esce anche Puleo da parte della formazione bianca, la Panormus, protagonista di una grandissima partita, ed entra Venia con il numero 18, batte dentro questa calcio di punizione di testa, palla che arriva lì, acrobazia, prova, battaglia, gioca vicino Athletic, una finta di scendere via, il numero 4, scusate, pressa la Panormus. È buono lo stop, chiude bene il numero 15 appena entrato, attenzione perché qui rischia qualcosa, ma c'è fuori gioco nettissimo il numero 18 appena entrato Melia. Tito, velocizza. Battuta al calcio di punizione, poi chiude bene, attenzione perché Athletic Club è lì davanti che prova a girarsi, vuole provare a calciare, calcia malissimo, palla che arriva lentamente alle mani del portiere, tiro velleitario. Che minuto è? Orsi intravaglia, gioca vicino a Fiume, può andare via lungolinea, può andare via Lovoi adesso, Lovoi viene chiuso, palla per l'Athletic Club, perché viene spinto Lovoi. Fiume, Reina, segue questo pallone, con molta calma la Panormus gestisce questa partita. Esce 8. Arriva un altro cambio per la Panormus, esce il numero 8, Traina, protagonista anche lui di un gol. Che minuto siamo? Fatto la rimessa laterale. Spazza via, gira tutta. Fatto la rimessa laterale, batte malissimo, ancora una volta qui gioca l'Athletic Club. Orsi vuole battere veloce, ma batte male questa volta, battaglia, riesce a prendere il pallone, Orsi gioca a terra per battaglia, buono lo scambio dei due, adesso vuole rientrare, prova. Possesso Athletic, battaglia,
chiuso e attenzione contropiede per la Panormus, vuole andare a battaglia, lungolinea, non riesce a trovare il passaggio per il compagno, per G7 che è appena entrato, palla che esce, rimessa laterale per la Panormus. Nino, esce 11. Dammi qua. Esce 11, entra 16. Altro cambio per la Panormus, esce Fiume, anche lui grandissima prestazione, ed entra il numero 16 di Stefano. Quasi tutti i cambi a disposizione dal mister fatti per la Panormus. Poi di prima, dopo che la mette giù il numero 15, Traina. Spazza via questo pallone il portiere. Palla su Orsi, che mette benissimo giù Orsi. Adesso gioca su 17, vuole andare via Longolina, battaglia, deve fare sfera questo pallone, ma preferisce accentrarsi. Abbia battaglia il destro, c'è un tocco con la mano, ma l'arbitro non lo vede. Ancora contatto. Possesso Panormus. Può andare adesso via in contropiede, ma chiude adesso, appena entrato Di Stefano. È possesso Athletic. Quasi 10 minuti alla fine del secondo tempo. Battuta rimessa laterale. Orsi la spazza via. La mette giù il numero 4 che tenta di calciare. La palla che esce rimessa dal fondo. Altro cambio per la Panormus. Giordano, vieni. Dall'acqua a e poi esce. Lo vuoi Giordano? Esce il 2 e il 4. Bravo, sono 13 e 14. Bravo. Tutti i cambi a disposizione del mister messi in atto al 65esimo minuto di gioco. Possesso Athletic, palla lunga, vuole provare, arriva Gambino in velocità, chiude ancora una volta, poi protegge il pallone Gambino, arriva il contatto, l'arbitro non fischia il fallo, ma sarà rimesso dal fondo per la Panormus. Alla battuta Romano, batte lunga, vuole andare di testa, riesce a spizzare, taglio non arriva. Di Stefano, protegge bene il pallone, Traina, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Sì. Marca Tommy! Batta! Calcio di punizione per l'Athletic Club. Arriva nel 2 Tommy! Togliglielo Traina! Su terra vicino, Gambino capisce tutto e chiude. Attenzione perché insomma andare in battaglia, si crea un'occasione di gol e battaglia, palla lungolinea per il numero 18 che è appena entrato, vuole andare Melia, arriva il 5-0 del Panormus con il neo entrato Melia che riesce a fare gol e allunga il risultato di 5-0. 5-0 anche i neo entrati in rete questa sera. Attenzione perché sbaglia qui battaglia, attenzione perché poi c'è la spinta, arriva il calcio di punizione per la Panormus.
Giochiamo in 10. Mister, Sì, giochiamo in 10. mister non sta giocando. Adesso non si sta riscaldando. Non ce la fa. Appena dentro me lo passa bene. Sì, grazie. 10 per adesso Athletic Club. Forte la seconda. Tira, Vuole andare zitto alla battuta. Tenta il destro. Pericolosissimo questo tiro. Per prendere un effetto strano la palla. Impensierisce il portiere. Rimessa al fondo Athletic. Rimessa dall'Athletic Club. Battuta di prima. Chiude bene il numero 15 Traina. Adesso vuole provare ad andare. Ancora il club in possesso del pallone. Vuole provare a metterla in mezzo. Alza questa palla in mezzo. Romano la fa sua fra le braccia del portiere senza nessun problema. Bravo. Mette bene Orsi. Poi tenta il tunnel ma non riesce a passare. Va via. Adesso l'esterno del club. Non trova il passaggio. Palla lungolina. Vuole andare via a Battaglia. Ancora Battaglia. Poi prende il fallo ma l'arbitro lascia giocare. Ancora posto Athletic. Di spalle gioca adesso sulla destra. Mette in mezzo col sinistro. Il secondo palo. Riesce a controllare male il pallone. E ancora Romano la fa sua. Non devi andare più a contratto. Salta Katia. Possesso Athletic. Gioca dentro. Di spalle l'attaccante. Ma c'è Gambino ancora una volta. Quanta esperienza questo ragazzo. Adesso va allungare per Battaglia. Che vuole allungare ancora il campo. Battaglia si allunga il pallone. Il destro di Battaglia. E palla che esce di pochissimo. Sfiora il palo sinistro. Tira a incrociare di Battaglia. Esce il 6 ed entra il 17. Arbitro, le mani. Quasi 80 sul cronometro. Orsi di testa. Giù, adesso va passato da 4. Possesso Athletic. Stoppa il pallone. Col corpo prova a girarsi ma riesce a spazzare il pallone, ma c'è ancora Gambino. Il 17 vuole provare ad andare ma rientra benissimo. Qui San Filippo dice di no. Adesso vuole provare ad andare via il numero 18. Prova a proteggere il pallone. L'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale Athletic Club. C'è forse un colpo alla testa. Ed è iniziato. Si è rimessa per l'Athletic Club. Orsi tenta il sinistro a volo. Altro tiro che non impensierisce minimamente il portiere. Panormus che comanda la partita da quando è iniziata, poi di prima. Appoggia lungolina, è ottimo il passaggio adesso per Melia che mette questo pallone in mezzo, il portiere esce a vuoto, arriva Orsi da fuori, la palla che esce, sarà rimessa laterale per la Panormus. Come stavo dicendo prima, Panormus che ha comandato questa partita fin dall'inizio. Vuole allungare pure sulla classifica la Panormus e mantenersi ancora il titolo di capolista per ora. Già battuta rimessa laterale. Orsi, tunnel di Orsi, riesce a passare, allunga il pallone a sinistra, mette in mezzo! Che cosa ho appena visto? Che cosa ha fatto Orsi? Se l'ha inventato lui il gol del 6-0 e poi chiaramente dopo un'azione del genere a spezzare tutta la difesa
Zito ha dovuto solamente mettere il piede per fare gol. Fantastica l'azione di Orsi. Continua ad allungare il risultato la Panormus 6-0. Ormai sembra difficile provare a recuperare questa partita per l'Athletic Club. Attenzione per chi è scappato, vuole metterli in mezzo, Gambino ancora una volta, la spazza via. Poi l'Athletic Club ancora in posizione del pallone, la spazza ancora pure di Stefano Battaglia, vuole provarci ad arrivare, un po' troppo lunga questa palla, rimessa laterale per l'Athletic Club. Ho detto non attaccare più. Vai, rimani qua. Ma che cosa ho visto poco fa? Azione da rimanere a bocca aperta. Palla Athletic. 72 sul cronometro, ancora 3. Scendere via il numero 7 dell'Athletic, palla troppo lunga. Deve proteggere adesso il numero 14 che protegge benissimo Ferrano. Si è rimessa al fondo per la Panormus. Gioca vicino alla Panormus. Spazza la palla lunga. Battaglia spizza di testa. Poi Orsi calcia via il pallone. Esausto. Ha corso tutta la partita Orsi. Non si è fermato un secondino. Prestazione da 9. Ed è finita alla Panormus Stadium questa sesta giornata. Si conferma la Panormus ancora prima in classifica, distruggendo gli ospiti. Chiude la partita sul 6-0 con una grandissima prestazione di squadra dei ragazzi di lo giudice Salvatore. Finisce 6-0 la partita, è stato un piacere commentare con voi, ci rivediamo tra pochissimo per commentare ancora un'altra partita qui alla Panormus Stadium.